del nostro Re. Noi cantiamo a te insieme alle preghiere degli angeli, perché tu ospite a lingua steso ti sei finalmente mostrato. È nato l'Emmanuele, Dio con noi. Il bambino tra le braccia di Maria è il vero tempio nel quale abita la pienezza della divinità, come cantano gli evangelisti. In lui risplende il misterioso scambio che ci ha redenti. La nostra debolezza è assunta dal Verbo, l'uomo mortale è innalzato alla dignità perenne e noi, uniti a te in comunione, condividiamo la tua vita immortale. Dio nasce nelle fragili sembianze di un bambino che con la sua nascita insegna il segreto della vita. La sua venuta realizza tutte le speranze e tutte le promesse di Dio all'umanità. Della sua immagine gli artisti d'ogni tempo hanno abbellito le chiese, dove oggi si canta la gioia della sua venuta. Oggi il bambino nato a Betlemme ci chiama e ci invita a riconoscerlo nel povero e nel vicino della porta accanto, nei villaggi e nelle bidonville del mondo. Egli è nato per noi e ha assunto fragili sembianze umane, conservando ad un tempo lo splendore della sua passione e risurrezione. Nessuno all'epoca gli ha offerto un luogo decoroso per venire al mondo, eppure Gesù non ha mai cessato di essere Dio. Solo un gruppo di pastori e 3 ricchi magi, re stranieri, rappresentanti di altrettante razze, si sono messi in cammino per incontrarlo. Come loro anche noi ci mettiamo oggi spiritualmente in cammino e ci scaldiamo il cuore con i canti natalizi, astro del cielo, tu scendi dalle stelle. Non temete, vi annuncio una grande gioia. L'invito dell'angelo ai pastori conserva oggi tutta la sua attualità, una gioia che non appartiene al passato, ma si riferisce all'oggi eterno della salvezza, estesa a tutti i tempi. Natale, un giorno scelto dalla Chiesa per fare memoria dell'incarnazione di Dio, per celebrare l'eterno che entra nella vita, nel tempo, la partecipazione diretta degli uomini alla vita divina. Un antico documento, il cronografo dell'anno 354, attesta l'esistenza a Roma di questa festa al 25 dicembre in corrispondenza della festa pagana del solstizio d'inverno, vale a dire la nascita del nuovo sole che dopo la notte più lunga dell'anno prende il suo nuovo vigore. Gesù come il sole nuovo che dà inizio a una vita rinnovata. Natale, Dio presente nella scena del mondo. Oggi siamo chiamati a comprendere più chiaramente che il tempo ha un senso, perché l'Eterno è entrato nella storia e rimane con noi per sempre. Auguri dunque, auguri a tutti voi, auguri veri per un Natale ricco di fede e di stupore, di gioia e di serenità. Auguri per un Natale che torni ad essere quello che significa, per viverlo e consegnarlo alle nuove generazioni non sempre riconciliate con la propria storia e con le proprie tradizioni migliori, attraverso le quali gli uomini intendono tramandarla e interpretarla. Celebriamo con preghiere, inni e canti la gioia dell'incarnazione del Figlio di Dio che fa irruzione nel tempo, manifestando così una singolare predilezione per la nostra, per l'unica storia. Buon Natale. Celebrazione dell'incarnazione come passione di Dio per l'uomo sua creatura, raggiunta nell'oscurità dei suoi limiti, per restituirle dignità e grandezza. Buon Natale, manifestazione divina dell'amore trinitario che esalta il primato della persona come individuo sociale, che vive di relazioni familiari, economiche, lavorative, di rispetto e di solidarietà con i suoi doveri e i suoi diritti, a prescindere dalla propria fede, sesso, razza, lingua e censo,
i diritti di tutti e tutti i diritti, compreso quello di una fede. Buon Natale a te che hai preparato il tuo cuore ad accogliere il Dio bambino, a te che hai mondato la tua anima dal peccato, a te che cerchi di nascere anche tu come nasce Gesù, di far nascere in te il buon cristiano, di far nascere in te il Cristo. Buon Natale, con lo sguardo all'avvento del passato, alla nostra storia di ieri e a quella di oggi, senza dimenticare il Natale che verrà, quello sconosciuto ma certo del nostro incontro personale, quando agli occhi dell'Eterno apparirà la misura della nostra vera grandezza, incontro di verità dove tutto sarà illuminato dalla luce di Dio, in cui le bellezze da rotocalco mostrano eleganti sembianze principesche, dietro cui si nascondono talvolta le ruosità di tanti volti e di tante anime spente. Allora noi vedremo nello sguardo di Dio la nostra vera immagine e sapremo quante energie abbiamo sprecato inutilmente per cose futili e vane e quanto tempo abbiamo perduto. Allora noi proveremo un grande rimpianto per le occasioni perdute e il tempo sprecato in inutili dissipazioni, in cose che non valgano, ma sperimenteremo la gioia della speranza, forse lassù, nel presepio eterno, dove abita Dio con gli angeli, i santi e chi ha creduto in Lui. Avremo davvero la gioia di toccare con mano la misericordia del Dio bambino, per rivelarci la misura dei nostri limiti e delle nostre piccolezze, ma per rivelarci anche la grandezza del suo amore folle in perenne ricerca delle creature. Nel volto di Dio troveremo la felicità senza fine e insieme la nostra dimora eterna. E allora buon Natale a tutti, con la preghiera che insieme rivolgiamo a Gesù bambino. Mio Gesù, figlio del Creatore del cielo e della terra, tu in una gelida grotta hai una mangiatoia come culla, un po' di paglia come letto e poveri panni per coprirti. Gli angeli ti circondano e ti lodano, ma non sminuiscono la tua povertà. Caro Gesù, Redentore nostro, più sei povero, più ti amiamo, poiché hai abbracciato tanta miseria, per meglio attirarci al tuo amore. Se fossi nato in un palazzo, se avessi avuto una culla d'oro, se fossi stato servito dai più grandi principi della terra, ispireresti agli uomini maggior rispetto, ma meno amore. Invece questa grotta dove giaci, questi rozzi panni che ti coprono, la paglia su cui riposi, la mangiatoia che ti serve da culla, oh, tutto ciò attira i nostri cuori ad amarti. Ti dirò con San Bernardo, più tu diventi povero per me, più sei caro all'anima mia, poiché se ti sei ridotto così, lo hai fatto per arricchirci dei tuoi beni, cioè della tua grazia e della tua gloria. O Gesù, la tua povertà ha indotto tanti santi ad abbandonare tutto, ricchezze, onori, corone, per vivere poveri con te, povero. O mio Salvatore, stacca anche me dai beni terreni, affinché divenga degno del tuo santo amore e di possedere te, bene infinito. Ti dirò dunque con Sant'Ignazio di Loyola: dammi il tuo amore e sarò ricco abbastanza, non cerco altro, tu solo mi basti, o mio Gesù, mia vita, mio tutto. Madre cara, Maria, ottienimi la grazia di amare Gesù e di essere sempre da Lui amato. Così sia. Cari fratelli, care sorelle, siamo a Natale, il giorno della gioia
il giorno della pace, il giorno in cui tutta la Chiesa, insieme all'umanità, ha compreso che la salvezza è stata portata a tutti noi attraverso Gesù. Bene, iniziamo con una preghiera di invocazione al Signore e soprattutto allo Spirito di Gesù. Signore Gesù, tu che hai portato la luce nel mondo attraverso la tua venuta, la tua nascita, fa che la nostra fede ti possa accogliere nel nostro cuore, che la tua nascita avvenga nel nostro cuore, non soltanto in questa giornata, ma che vi rimanga per tutto l'anno, per tutta la nostra vita. Ti chiediamo tutto questo, Padre, per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. E così, cari amici, questo giorno di festa è motivato da un fatto, direi, che è fondamentale nella storia dell'umanità, della storia della salvezza, della storia della Chiesa. Dio si è rivelato in mezzo a noi. Il volto di Dio si è fatto conoscere attraverso un bambino, attraverso Gesù. Gesù è il volto visibile di Dio. Un Dio che si è fatto carne, dunque che si è fatto uno di noi, che ha preso un volto umano come il nostro. Ed è bello allora soffermarci quest'oggi soprattutto sul Vangelo di Luca, che è un Vangelo di rara bellezza, ricco di spiritualità, di spunti veramente straordinari che riempiono il nostro cuore di gioia e di pace. È un racconto, direi anche ricco di poesia, di semplicità. Lo vogliamo anzitutto proprio leggere, proprio perché ci vogliamo immergere in questa pagina che è una pagina che ci deve essere sempre cara alla nostra vita. Vangelo di Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento su tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea, salì in Giudea, alla città di Davide chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria, sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia perché non c'era posto per loro nell'albergo. C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma l'angelo disse loro: non temete, ecco io vi annunzio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi è nato nella città di Davide un Salvatore che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace agli uomini che Egli ama. È veramente una pagina straordinaria. Ebbene, io mi vorrei soffermare soprattutto su tre grandi riflessioni. La prima, dobbiamo capire bene il testo. Questo testo, potremmo dire, anzitutto ci dà l'annuncio, dell'evento che si compie, di questo evento straordinario della nascita del Figlio di Dio. Dunque c'è la narrazione dell'evento, l'abbiamo sentito, l'editto di Cesare Augusto, un evento storico, sotto Quirinio, governatore della Siria, nasce Gesù. E poi l'annuncio fatto ai pastori di questo evento straordinario. Chi sono questi pastori? Sono, possiamo dire, i primi
annunciatori di questa salvezza, i primi depositari di questa salvezza. E poi, ecco, l'accoglienza di questo evento fatto dai pastori che vanno a Betlemme, incontrano Gesù e tornano felici, ecco, per aver sperimentato questo evento straordinario. Dunque il racconto è un racconto aperto. I pastori annunciano ad altri la loro esperienza. Guardate, capita sempre così anche oggi nella Chiesa. Chi incontra Cristo e ne coglie soprattutto il segno, il significato, il valore, ridona agli altri questa esperienza gioiosa, straordinaria di salvezza. Dunque ecco il primo messaggio che ci viene dal Natale. Il Natale è una festa, potremmo dire, di annuncio di gioia, di annuncio di salvezza, è una festa missionaria. Ma c'è un secondo punto che mi piace sottolineare e vogliamo sottolineare il senso di questo avvenimento. Qual è il significato profondo di questo avvenimento che è espresso nelle parole che gli angeli pronunciano ai pastori. L'abbiamo sentito, non temete, oggi vi è nato a Betlemme colui che è il Salvatore del mondo. Bene, in questo testo è racchiusa la fede della Chiesa, la fede della Chiesa in Gesù, il bambino, potremmo dire povero, e anche, vedremo in seguito nell'arco della sua vita, rifiutato dal mondo, diventa il Salvatore, diventa il Messia, diventa il Signore della vita e della storia. Dunque il racconto contiene, potremmo dire, due motivi che si alternano, che si legano insieme. Da una parte la povertà di questo bambino, l'essenzialità, ecco, ma dall'altra la gloria che viene attraverso questo bambino, la salvezza, la vita nuova. Dunque la strada di Dio, diciamo, è la strada di povertà, ma questa povertà è legata alla gloria di Dio. E quindi il legame tra presenza di Dio e storia dei poveri mi sembra che sia un intreccio straordinario. Ma c'è una terza riflessione che possiamo fare. Un tema che soggiace in questo racconto della nascita di Gesù è quello della pace. È un concetto, un tema di grande attualità. Viene annunciato proprio dagli angeli, da questa moltitudine celeste che cantano gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra a tutta l'umanità, agli uomini che Dio ama. Mi sembra molto bello questo. Questa pace è conseguenza dell'amore di Dio verso gli uomini. Dunque la pace fra gli uomini è un risultato di questo amore che avviene nei cieli. Questo amore che da Dio scende dai cieli e si propaga su tutta l'umanità, su tutti gli uomini. Dunque, se vogliamo gustare la gloria di Dio, la salvezza di Dio, è importante anche che viviamo nella pace, che tutta l'umanità viva nella pace. Oggi lo sentiamo in modo particolare in questa giornata, quando tutti gli uomini si sentono buoni, si sentono fratelli, si sentono amici, si danno il saluto della pace, il saluto dell'augurio, della felicità. Ebbene, la vera pace, diciamolo, è dono di Dio. Questa pace è offerta da Dio a tutti gli uomini, è un miracolo, mi piace dire così, dell'amore di Dio e della salvezza che Lui porta a tutti noi. C'è un testo che penso che sia bello, che possiamo anche leggere, brevissimo, di Paolo alla lettera a Tito, dice così: carissimo fratello, è apparsa la bontà, la benignità di Dio, apportatrice di salvezza a tutti gli uomini. È proprio questo, la pace. La pace è quella bontà, questa benevolenza di Dio che è donata gratuitamente a tutta l'umanità. E allora mi piace concludere questa breve riflessione su questa pagina straordinaria di Luca che ci ha raccontato la nascita di Gesù con queste parole, che diventano per noi un impegno di vita,
preso quest'oggi, in occasione del Natale, onoriamo la nascita di Gesù nel nostro cuore e cerchiamo di tenervelo nel nostro cuore per tutto l'anno, per tutta la nostra vita. A tutti un augurio di buon Natale e concludiamo con una breve preghiera di ringraziamento al Signore. Grazie Signore di questo immenso dono che ci hai fatto di donarci il tuo Figlio Gesù come nostro fratello, nostro Salvatore, nostro amico, che è venuto a portarci non soltanto la gioia, la salvezza, la pace, ma è venuto a presentarci il volto stesso del Padre. Fa che attraverso la persona di Gesù possiamo entrare in questa comunione col Padre, entrare in comunione con te per godere già in anticipo di quella gioia che un giorno vedremo nel paradiso. Ti chiediamo tutto questo, Padre, per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. iniziato la sua missione nelle Filippine, poi in Cina, poi è andato a Taiwan. In un primo momento i genitori e la comunità non credevano a questi racconti della bambina. A seguito dell'apparizione, però, sulla mano sinistra di Teresa è apparso un segno che lei ha detto essergli stato Siamo radunati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. È una giornata speciale perché è Natale e anche una ragione, no, di venire a messa alla notte per essere testimoni non è del compleanno di Gesù, ma della sua nascita tra di noi. E ci prepariamo alla celebrazione di questa Eucaristia, chiedendoci se la nostra preparazione ci ha aiutato a aprire i nostri cuori, le nostre famiglie, per accoglierlo. Confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e missioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e voi di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison.
Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo. Amen. Preghiamo. Oh Dio, che hai illuminato questa santissima notte con lo splendore di Cristo, vera luce del mondo, concedi a noi che sulla terra lo contempliamo nei suoi misteri, di partecipare alla sua gloria nel cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima lettura. Ci è stato dato un figlio, dal libro del profeta Isaia. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda, perché tu hai spezzato il giogo che lo opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian. Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle il potere e il suo nome sarà consigliere mirabile, Dio onnipotente, Padre per sempre, Principe della pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e a rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Parola di Dio. Salmo responsoriale. Pregheremo dicendo ad ogni preghiera: oggi è nato per noi il Salvatore. Cantate al Signore un canto nuovo. Cantate al Signore, uomini di tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome. Oggi è nato per noi il Salvatore. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza, in mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie. Oggi è nato per noi il Salvatore. Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare quanto racchiude, sia in festa la campagna e quanto contiene, acclamino tutti gli alberi della foresta. Oggi è nato per noi il Salvatore. Davanti al Signore che viene, sì, Egli viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli. Oggi è nato per noi il Salvatore.
Seconda lettura. È apparsa la grazia di Dio per tutti gli uomini. Dalla lettura di San Paolo Apostolo a Tito. Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare l'impietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. Parola di Dio. Alleluia, alleluia. Vi annuncio una grazia. Oggi è nato per voi un Salvatore, Cristo Signore. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni, un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei il giorno del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernotando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi dal grande timore, ma l'angelo disse loro: non temete. Ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato e subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che li ama. Parola del Signore. Come l'ha detto Eda, proveniente dal Congo, per condividere con voi la mia gioia di essere un cattolico, perché credo che la festa di Natale ci fa tutti sentire veramente che siamo cattolici, nel senso che Dio è cattolico. Se Dio è cattolico è perché Gesù è diventato uomo,
E diventando uomo, nella mia definizione, tutti gli uomini, tutte le persone sono cattolici. È Dio che ci dà quella possibilità perché Lui accetta di diventare una persona umana, nascendo come e vivendo tra di noi. Non so se avete mai pensato che cosa vuole dire Dio. Essere Dio che cosa vuole dire? È lontanissimo, è grande, è difficile parlarne, è difficile anche per noi veramente capire quello che è. Sto lavorando adesso nel Vaticano, diciamo che siamo tra quelli che aiutano il Papa e so la difficoltà che hanno tante persone a incontrare il Papa. Anche forse che tra di voi ci sono tanti che vi piacerebbe non incontrarlo e salutarlo, ma non è che sia così facile. Ma il Papa è una persona che incontriamo prima, conosco tutte le difficoltà, ma lui rimane una persona. Ma Dio è ancora più lontano, più fuori, no? Diventa un bambino. E vuole dire che può piangere, può toccare le cose, tutte le cose che noi che fanno parte della nostra storia, della nostra esperienza, diventano anche le cose che fanno parte della sua vita, della sua esperienza. Lui accetta di fare così per darci la possibilità anche di dare un po' di divinità alla nostra vita. Lui diventa una persona per darci la possibilità di dire che possiamo anche noi diventare divino. Insegnando a Taiwan in Cina, avevo uno dei miei colleghi, che è un professore di taoismo, che diceva: non posso diventare cristiano, perché nel cristianesimo è impossibile per lui, la persona, diventare un Dio. Io l'ho detto, quel cristianesimo che lei ha imparato non è vero, è falso, perché la vera dottrina del cristianesimo è proprio quello che Dio accetta di diventare una persona. Noi se diventiamo divino non è perché noi decidiamo di farlo, ma perché ci è dato. Nelle preghiere nelle letture che noi abbiamo ascoltato oggi, nella prima lettura, nella seconda lettura, nell'acclamazione del Vangelo, è ripetuto una cosa: un Salvatore, un Salvatore. E nel fatto di venire in questo mondo, che Dio ci dà questa possibilità. E questo cambiamento diventa quando Lui, un Dio che poteva rimanere sempre in cielo, accetta di venire in questo mondo e così ci salva da quella natura che, essendo umano, perché noi diventando umano, tutto quello che potevamo pensare sarebbe solo delle cose di questa terra, le esperienze quotidiane che noi abbiamo, che vogliono dire cosa? Nascere, crescere, morire e poi niente. E se noi torniamo alla nostra vita quotidiana e svegliarsi, pensare che cosa mangiare, stancarsi tutta una giornata, poi ritornare a casa e così. La venuta di Gesù nel nostro mondo ci dà un'apertura più grande da quello che noi potevamo pensare, perché Lui porta quella divinità nella nostra vita e quella cosa diventa importante. E per quello che io dicevo, la cosa che noi stiamo celebrando oggi è quella chiamata alla cattolicità, perché Dio diventando uomo dà quella possibilità a tutta l'umanità, perché la scrittura che abbiamo ascoltato dice
gioia, una grande gioia, una buona notizia. Che cosa è quella buona notizia che è per tutti? Che è nato questo bambino che porta questo cambiamento. Forse che tornando a casa sarà meglio continuare una riflessione. Se Gesù che viene nella nostra vita ci è presentato come un Salvatore, da che cosa ci salva? Perché ciascuno di noi, basandosi sulla sua esperienza, sulla sua difficoltà, abbiamo diversi tipi di servitudine, siamo prigionieri di differenti cose. E dunque è meglio dare un nome, nominare la schiavitù, che la nostra consapevolezza che Gesù entra nella nostra vita viene a liberare. Vengo dall'Africa, vengo da una mentalità forse tribale, e per me riconoscere che Gesù ama tutte le persone, tutte le tribù, mi fa pensare che non posso più non amare l'altro perché non è della mia tribù. Mi sta salvando di pensare il mondo pensando alla mia tribù, alla mia piccola famiglia. Qualcun altro avrà un'altra forma di schiavitù. Ritornare a casa e pensare: se Gesù, tu sei il mio Salvatore, che cosa vuol dire che tu sei veramente il mio Salvatore? Perché quando saremo capaci di dare un nome, nominare quella schiavitù, saremo anche capaci di accogliere quello Gesù. I popoli di Israele sono stati preparati per più di 2000 anni alla nascita di Gesù. Ma quando arriva questa occasione, e purtroppo Gesù non ha trovato tra di loro un alloggio, è andato in questa mangiatoia perché vicino tutti gli altri vivevano una schiavitù di pensare, dare la priorità a quelli che hanno nome, hanno soldi, hanno tutte quelle cose che sono dei criteri umani. Hanno dovuto anche loro, dovevano anche loro essere salvati di questo. I pastori, che sono più liberi, sono capaci di riconoscere e di andare, seguire quella curiosità che li portano a trovare questo bambino, e non vedono solo un bambino, vedono qualcuno di più, perché c'è questo l'atto di adorazione, e l'adorazione viene perché loro hanno ascoltato, hanno visto che sì, c'è qualcosa di più grande. Non avevano atteggiamenti che erano troppo complicati, erano più semplici, erano più liberi, e dunque possono gioire di quello che è dato. Ritornando a casa, cerchiamo di continuare a fare questa riflessione, e così questo Gesù che viene oggi non sarà lasciato qui in chiesa. Lo porteremo e continueremo a sperimentarlo come uno che ci porta veramente la salvezza, che ci libera dei nostri modi di pensare, dei nostri modi di fare, e così vivremo un ambito che è liberato perché è pieno della presenza di Gesù nato, Gesù che è il regalo che Dio ci dà e che ci fa veramente sentire che sì, c'è quella parte della divinità che è nostra. Il Signore sia con voi.
Proclamiamo insieme nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, vero Dio da Dio, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo nella gloria. Predicare via i morti, lo Spirito Santo, Signore e dalla vita. Signore, rinnova la Chiesa con la luce della tua sapienza incarnata, perché renda testimonianza al mondo del tuo amore. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Signore, il Natale sia festa anche per i malati, i soli, i poveri. Dove non giunge la nostra solidarietà, sii tu presente con il tuo amore. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Sia che il tuo Natale spinga i cuori degli arroganti a piegarsi all'umiltà. Il tuo esempio sia per loro amore e umanità. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Signore, nella storia personale e comunitaria, oggi un rinnovato segno del tuo amore. Fa che comprendiamo che in te la nostra vita è storia di salvezza. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Ascolta, Signore, la nostra preghiera, quelle espresse e quelle che custodiamo nel segreto del nostro cuore. Concedi di vivere liberi dal male e di diventare ogni giorno di più ricchi del tuoi doni. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Benedetto sei tu, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro umano. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli. Benedetto sei tu, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro umano. Lo presentiamo e diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto. Pregate le sorelle perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre. Questa offerta in questa notte di luce e per questo misterioso scambio di doni trasformaci nel Cristo tuo Figlio che ha innalzato l'uomo accanto a te nella gloria per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre, Dio onnipotente ed eterno. Nel mistero del Verbo incarnato è apparso agli occhi della nostra mente la luce nuova del fulgore, perché conoscendo Dio visibilmente, per mezzo suo siamo rapiti all'amore della realtà invisibili. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo a voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome Santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede, annunziamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria e la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua, ma di soltanto una parola.
Oggi è nato nella città di Davide un Salvatore che è il Cristo Signore. Preghiamo. O Dio, che ci hai convocati a celebrare nella gioia la nascita del Redentore, fa che testimoniamo nella vita l'annunzio della salvezza, per giungere alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. Ci sono degli annunzi, tra quali prima il saluto di padre Edi Foschiato, perché non è che padre Edi è diventato un africano nero, siamo confratelli, allora lui è andato in un'altra parrocchia, io sono venuto qua, ma mi ha chiesto di portare portare le salutazioni.
E poi c'è qualcuno che ha detto che si scambia i saluti, i voti di Natale dopo questa celebrazione, allora di non partire subito perché c'è qualcosa che ha organizzato. Non è così, eh? È così, ok. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Buon Natale, la messa è finita, andate in pace. Niente canto. Portsous è una frazione del comune di Atimis ed è uno dei tanti paesini delle Prealpi friulane. Le malghe di Portsous sono conosciute a livello nazionale per il famoso eccidio dei partigiani della Brigata Osopo che è avvenuto nel febbraio del 1945. Partigiani che sono stati poi sepolti nel Bosco Romagno, come abbiamo ricordato anche sul video che trovate nella scheda sopra. È conosciuto però anche per un evento mistico avvenuto nel settembre del 1855. Si tratta della nota apparizione della Madonna alla piccola Teresa d'Us, una bambina del paese che non aveva ancora compiuto 10 anni. La prima apparizione è avvenuta nel Prato della Dolina, dove 30 anni dopo è stata costruita la cappella che ancora oggi è meta di pellegrinaggio. Le successive apparizioni invece sono avvenute nella chiesa del paese.
ci tempestano continuamente, ogni giorno, ogni ora. Divina, t'adoriam, ostia d'amor, ti conosca il mondo intero, tu la gioia d'ogni cor, abbi, o Dio, nascosto e grande, tu dei secoli, Signor, t'adoriam, ostia divina, t'adoriam, ostia d'amor, t'adoriam, ostia divina, t'adoriam, ostia d'amor. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e adorato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e amato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gesù mio, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e desidero nell'anima mia. Poiché non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto ti abbraccio, tutto mi unisco a te, non permettere che abbia mai separare da te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Maria Santissima, Madre del Santissimo Sacramento, prega per noi. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e adorato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e amato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Dolce cuore del mio Gesù, fa che ti ami sempre più.
Dolce cuore di Maria, sii la salvezza dell'anima mia. o Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni impresso mio, Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunzio dell'angelo Gabriele alla Vergine Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e ne rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia,
vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricordiamo esso i figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e veggenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Kyrie eleison, Christe eleison, Christe audinus, Christe exaudinus. Pater Dei celis Deus, miserere nobis, Figli Redentor mundi Deus, miserere nobis, Spiritus Sancte Deus, miserere nobis, Sancta Trinitas unus Deus, miserere nobis. Santa Maria, Santa Dei Genetrix, Santa Virgo Virginum, ora pro nobis, Mater Christi, Mater Divine Gratiae, Mater Purissima, ora pro nobis, Mater Castissima, Mater inviolata, Mater intemerata, ora pro nobis, Mater amabilis, Mater admirabilis, Mater boni consigli, ora pro nobis, Mater Creatoris, Mater Salvatoris, Virgo prudentissima, ora pro nobis, Virgo veneranda, Virgo predicanda, Virgo potens, ora pro nobis, Virgo clemens, Virgo fidelis, speculum justitiae, ora pro nobis, sede sapientiae, causa nostre laetitiae, va spirituale, ora pro nobis, vas honorabile, vas insigne devotionis, rosa mystica, ora pro
stella mattutina, ora pro nobis, salus infirmorum, repudium peccatorum, consolatrix afflictorum, ora pro nobis. Auxilium Christianorum, Regina Angelorum, Regina Patriarcharum, ora pro nobis. Regina Prophetarum, Regina Apostolorum, Regina Martyrum, ora pro nobis. Regina Confessorum, Regina Virginum, Regina Sanctorum Omnium, ora pro nobis. Regina sine labe, originali concepta, Regina in celum assumpta, ora pro nobis. Regina sacratissimi rosarii, Regina pacis, Regina ordinis minorum, ora pro nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, pace nobis Domine. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, exaudinus Domine. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio, ci ha acquistato con la sua vita, morte e resurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono, per Cristo nostro Signore. A te, o Beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, dopo quello della tua Santissima Sposa, per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine Madre di Dio, e per l'amore paterno che portasse al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò con il suo sangue, e che nel tuo potere ed aiuto soccorri i nostri bisogni. Proteggi e provvedo custode della divina famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amatissimo, la peste di errori, di vizi che movra il mondo. Assistici propicio del cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre. O
nostro fortissimo protettore, e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie di ogni avversità e copri ciascuno di noi con il tuo continuo patrocinio, affinché con il tuo esempio, mediante il tuo soccorso, possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen. Per Santo Padre, per l'acquisto delle sante indulgenze, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ed il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti della promessa di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che con l'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della resurrezione, per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governami, che ti fia affidato dalla pietà celeste. L'eterno riposo. Dona loro, Signore, splenda l'essi la luce perpetua. Riposano in pace. Amen. Madonna della salute. Le coppie sono davanti a una tavola. Cantiamo i primi vespri del Natale del Signore. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto e mi aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Christe Redemptor omnium, ex Patre Patris unice, solus ante principium, natus ineffabiliter. Tu lumen, tu splendor, Patris, tu spes perennis omnium, intende quas fundunt preces, tui per orbes servuli. Salutis auctor recole, quod nostri quondam corporis, ex illibata Virgine, nascendo formam subseris. Presente statur dies, currens per anni circulum, quod solus a sede Patris, mundi salus adveneris. Hunc celum terra, hunc mare, hunc omne quod in eis est, auctorem adventus tui, laudax exultans cantico. Quoque qui sancto tuo, redemptis sumus sanguine, obdiem natalis tui, hymnum novum concinimus. Iesu tibi sit gloria, qui natus este Virgine, cum Patre talmo Spiritu, in sempiterna saecula. Amen. Il Re della pace viene nella gloria, tutta la terra desidera il suo volto. Lodate servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre. Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutti i popoli eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell'alto e si china a guardare nei cieli e sulla terra? Solleva l'indigente dalla polvere, dall'immondizia rialza il povero. Per farlo sedere tra i principi del suo popolo. Abitare la sterile nella sua casa, quale madre gioiosa di figli. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Re della pace viene nella gloria, tutta la terra. Manda sulla terra la sua parola e il suo messaggio corre veloce.
Glorifica il Signore Gerusalemme, loda Sioni il tuo Dio. Perché ha rinforzato la sbarra delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia con fior di frumento. Manda sulla terra la sua parola, il suo messaggio corre veloce. Fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina. Pietà come briciole la grandine, di fronte al suggello chi resiste? Manda una sua parola ed ecco si scioglie, fa soffiare il vento e scorrono le acque. Annunzia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele. Così non ha fatto con nessun altro popolo, non ha manifestato ad altri i suoi precetti. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Manda sulla terra la sua parola, il suo messaggio corre veloce. Oggi il Verbo di Eterno, generato dal Padre prima dei secoli, ha umiliato se stesso, per noi si è fatto uomo mortale. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simili agli uomini. Apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra. E ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Oggi il Verbo eterno, generato dal Padre prima dei secoli, ha umiliato se stesso, per noi si è fatto uomo mortale. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio nato da donna, nato sotto la legge,
per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. Oggi lo saprete, il Signore viene. Oggi lo saprete, il Signore viene. Col nuovo giorno vedrete la sua gloria. Il Signore viene. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Oggi lo saprete, il Signore viene. Quando sorgerà il sole, vedrete il Re dei Re, come lo sposo della stanza nuziale, egli viene dal Padre. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio ed ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quando sorgerà il sole, vedrete il Re dei Re, come lo sposo dalla stanza nuziale. Egli viene dal Padre. Adoriamo Cristo che umiliò se stesso assumendo la condizione di servo e divenne simile a noi in tutto, fuorché nel peccato. A Lui si innalzi la nostra preghiera. Per il mistero della tua nascita, salvaci, o Signore. Tu che entrando nella storia hai aperto la nuova era predetta dai profeti. Fa che la Chiesa fiorisca in giovinezza perenne. Hai voluto rivestire la nostra condizione mortale. Sì, luce ai ciechi, vigore ai deboli, conforto ai sofferenti.
Sei nato nell'umiltà del presepe. Guarda ai poveri del mondo e dona loro prosperità e pace. Hai portato agli uomini il lieto annunzio della salvezza. Fa risplendere agli occhi dei morenti la speranza della nuova nascita nel tuo regno. Sei disceso sulla terra per farci salire al cielo. Riunisci con te nella gloria i nostri fratelli defunti. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Tantum ergo Cernui et anticum documentum non voce datri tui prestet fides supplementum sensum defectui genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Preghiamo. O Dio, che ogni anno ci fai vivere nella gioia questa vigilia del Natale, concedi che possiamo guardare senza timore quando verrà come giudice il Cristo tuo Figlio, che accogliamo in festa come Redentore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dominus conserve Deum, et vivifice Deum,
sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto il Dio nei suoi angeli, nei suoi santi. Laudate Dominum omnes gentes, laudate omnes populi, conia confermata e super nos misericordia eius, et veritas Domini manet in aeternum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ave verum, corpus natum de Maria Vergine, vere passum immolatum in cruce promine, cuius latus perforatum fluxit aqua et sanguine, esto nobis pregustatum mortis in examine. O Iesu dulcis, o Iesu pie, o Iesu Filii Mariae.
Fideles, leti triumphantes, venite, venite in Betlem. Natum videte, Regem angelorum, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus, Dominum. Relicto, humiles ad cunas, vocati pastores ad properant, et nos ovanti gradu festinemus, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus, Dominum. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Celebriamo la messa vespertina nella vigilia del Natale e questa Santa Messa è celebrata in suffragio per le anime del Purgatorio. E per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo con umiltà i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Preghiamo. O Padre che ci allieti ogni anno con l'attesa della nostra redenzione, concedi che possiamo guardare senza timore quando verrà come giudice il tuo unigenito Figlio, che accogliamo in festa come Redentore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi concederò riposo, finché non sorga come aurora la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada. Allora le genti vedranno la tua giustizia
tutti i re la tua gloria. Sarai chiamata con un nome nuovo che la bocca del Signore indicherà. Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma sarai chiamata mia gioia e la tua terra sposata, perché il Signore troverà in te la sua delizia e la tua terra avrà uno sposo. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposeranno i tuoi figli. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo, canterò per sempre l'amore del Signore. Canterò per sempre l'amore del Signore. Ho stretto un'alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide mio servo. Stabilirò per sempre la tua discendenza, di generazione in generazione edificherò il tuo trono. Canterò per sempre l'amore del Signore. Beato il popolo che ti sa acclamare. Camminerà, Signore, alla luce del tuo volto. Esulta tutto il giorno nel tuo nome. Si esalta nella tua giustizia. Canterò per sempre l'amore del Signore. Egli mi invocherà. Tu sei mio Padre, mio Dio è roccia della mia salvezza. Gli conserverò sempre il mio amore, la mia alleanza gli sarà fedele. Canterò per sempre l'amore del Signore. Dagli Atti degli Apostoli. Paolo, giunto ad Antiochia di Pisidia nella sinagoga, si alzò e fatto cenno con la mano disse: Uomini di Israele e voi timorati di Dio, ascoltate. Il Dio di questo popolo di Israele scelse i nostri padri e rialzò il popolo durante il suo esilio in terra d'Egitto e con braccio potente li condusse via di là. Poi suscitò per loro Davide come re, al quale rese questa testimonianza: ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore. Egli adempirà tutti i miei voleri. Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio inviò come Salvatore per Israele Gesù. Giovanni aveva preparato la sua venuta predicando un battesimo di conversione a tutto il popolo di Israele. Diceva Giovanni sul finire della sua missione: io non sono quello che voi pensate, ma ecco, viene dopo di me uno al quale io non sono degno di slacciare i sandali. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. Domani sarà distrutto il peccato della terra e regnerà su di noi il Salvatore del mondo. Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Pares e Sara da Tammar, Fares generò Esrom, Esrom generò Aram. Aram generò Aminadab, Aminadab generò Naasson, Naasson generò Salmon, Salmon generò Booz da Racab, Booz generò Obed da Ruth, Obed generò Jesse, Jesse generò il re Davide. Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria. Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Avia, Avia generò Asaf, Asaf generò Geosafat, Geosafat generò Joram, Joram generò Ozea, Ozea generò Joiatam, Joiatam generò Akaz, Akaz generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Gioseia, Gioseia generò Jeconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiud, Abiud generò Eliakim, Eliakim generò Azor, Azor generò Sadok, Sadok generò Achim, Achim generò Eliud, Eliud generò Eleazar, Eleazar generò Matan, Matan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. In tal modo tutte le generazioni da Abramo a Davide sono 14, da Davide fino alla deportazione in Babilonia 14, dalla deportazione in Babilonia a Cristo 14. Così fu generato Gesù Cristo, sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe. Prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era un uomo giusto e non voleva accostarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio, e a lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore, e prese con sé la sua sposa senza che egli la conoscesse. Ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Siano lodati Gesù e Maria. Faccio solo una breve riflessione per questo ultimo giorno della novena, prendendo spunto dalle parole che abbiamo ascoltato nel brano evangelico. Ecco che Gesù è chiamato anche l'Emmanuele, che significa Dio con noi. Ed è realmente così. Gesù è il Dio con noi. Dio che è venuto su questa terra, si è fatto piccolo bambino, è venuto ad abitare in mezzo a noi, come recitiamo ogni giorno nella preghiera dell'Angelus.
e continua a rimanere in mezzo a noi nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia. Ecco, possiamo dire che l'Eucaristia è come il prolungamento dell'incarnazione. Gesù ha voluto rimanere con noi ogni giorno sino alla fine dei tempi. E quali sono i nostri doveri nei confronti del nostro Signore che abita sempre con noi? I doveri sono quelli dell'adorazione, venire ad adorarlo, a ringraziarlo, a lodarlo. Ecco, vediamo come allora che Gesù non è riconosciuto dai più, non è accolto dai più. Infatti l'Evangelista Giovanni dice: i suoi non l'hanno accolto. E così anche ai giorni d'oggi, ecco, Gesù per di più se ne sta solo nelle nostre chiese. Pochi sono quelli che vanno ad adorarlo, a ringraziarlo. Ecco, questo è il primo dovere. E Gesù vuole però non soltanto rimanere nei nostri tabernacoli, ma vuole entrare nel nostro cuore. Ecco il secondo dovere, che è quello della comunione eucaristica, riceverlo spesso e riceverlo bene. Gesù un giorno si lamentava con una santa dicendo: molti sono quelli che mi ricevono, ma pochi mi accolgono veramente. Ecco, si tratta di accogliere Gesù con tutto il cuore al momento della comunione, che è il momento più bello, più importante della nostra giornata. In quel momento il nostro cuore è come una piccola culla per accogliere il bambino Gesù che vuole venire nella nostra vita. Ecco, allora facciamo nascere Gesù nel nostro cuore per mezzo di una buona confessione e di una santa comunione. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre sia lodato. Ora recitiamo il credo, ecco, come ogni Natale, alle parole per opera dello Spirito Santo si fa la genuflessione. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E Per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. In queste ore di trepida e gioiosa attesa raccogliamo e presentiamo al Padre i desideri e i sentimenti di tutti i piccoli e i poveri della terra. Preghiamo insieme dicendo: Padre nostro, ascoltaci.
Padre nostro, ascoltaci. Ricolma del tuo spirito la Santa Chiesa e fa che, celebrando la nascita del tuo Figlio Gesù, cresca nella carità e ogni uomo possa attingervi pace, consolazione e gioia. Noi ti preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Rafforza la fede dei nostri pastori e fa che il loro ministero raggiunga il cuore di ogni uomo e ciascuno riconosca il tuo Figlio che viene come unico Salvatore. Noi ti preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Conforta l'umanità oppressa e disorientata e fa che cresca la fede nel tuo Figlio, perché con il suo sostegno ogni persona ritrovi fiducia nella vita. Noi ti preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Guarda le moltitudini di poveri, indifesi e abbandonati e fa che ricevano premurosi cure perché non si ripeta nel nostro tempo la mancata accoglienza del tuo Figlio. Noi ti preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Assesti e accompagna noi qui riuniti e fa che ci apriamo alla grazia di questo Natale, perché la nostra vita divenga semplice, umile e accogliente. Noi ti preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Esaudisci, Padre, le nostre preghiere e rendici forti nella fede e nella speranza per essere pronti ad accogliere con amore il Salvatore che viene, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Nel libretto, nel foglietto, pagina 4. Astro del cielo, parco divin, miti agnello redentor, tu che vanti da lunghi tu che angeliche voci nunziat, luce donna alle menti, pace in posti nei cuori, luce donna alle menti, pace in fondi nei cori. Astro del cielo, pargo divin, miti agnello redentor, tu di stirpe rega le decor, tu vergine o mistico fior, luce donna alle menti, pace in fondi nei cuor, luce donna alle menti, pace in fondi nei cuori. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva le tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
Concedi al tuo popolo, Signore, di celebrare con rinnovato fervore questo sacrificio nella vigilia del grande giorno che ha dato inizio alla nostra redenzione per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nel mistero del Verbo incarnato è apparsa agli occhi della nostra mente la luce nuova del tuo fulgore, perché conoscendo Dio visibilmente, per mezzo di Lui siamo conquistati all'amore delle realtà invisibili. E noi, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con incessante voce l'inno della tua gloria. Sanctus, 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 Dominus Deus benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane,
ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero, conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giampaolo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Precepti salutaribus moniti ed divina istituzione formati, audemus dicere.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi e con il tuo spirito. Diamoci il segno della pace. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
del libretto, pagina 13. Noel, Noel, chiara luce nel ciel, nella grotta divina è nato Gesù. Noel, Noel, le campane nel ciel, canta liete festose, è nato Gesù. Noel, 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 insieme adoriamo il bimbo Gesù. Noel, Noel, torna ancora il Signore per ridare la vita, la forza, l'amor. Noel, Noel, nasce ancora Gesù per portare nel cielo chi crede di più. Noel, 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 insieme adoriamo il bimbo Gesù. Preghiamo. Concedi a noi, o Padre, di attingere nuova vita da questa annuale memoria della nascita del tuo Figlio unigenito, che si fa nostro cibo e bevanda nel sacramento di salvezza. Egli è Dio e vive e regna con te per i secoli dei secoli. Recitiamo ora la preghiera della novena. O adorato mio bambino, io non ardirei di stare ai tuoi piedi se non sapessi che tu stesso mi inviti ad accostarmi a te, giacché tu sei venuto in terra a perdonare i peccatori pentiti. Perdona ancora, mentre mi pento sommamente di aver disprezzato te, mio Salvatore Dio, che sei così buono e tanto mi hai amato. Tu in questa notte dispensi grazie grandi a tante anime. Consola anche l'anima mia. La grazia che voglio è la grazia di amarti, da oggi in avanti, con tutto il mio cuore. Infiammami tutto del tuo amore. Ti amo, Dio fatto bambino per me. Deh, non permettere che io lasci mai di amarti. O Maria, Madre mia, tu tutto puoi con le tue preghiere, altro non ti domando, prega Gesù per me. Annunciamo con gioia Cristo venuto nell'umiltà della nostra carne. Egli tornerà e ci chiamerà a possedere il regno promesso. Attendiamo con gioia Cristo che verrà nello splendore della gloria. Egli tornerà e ci chiamerà a possedere il regno promesso. Preghiamo. O Dio, principio e fine di tutte le cose,
che raduni tutta l'umanità nel tempio vivo del tuo Figlio, fa che attraverso le vicende lieti e tristi di questo mondo teniamo fissa la speranza del tuo regno, certi che nella nostra pazienza possederemo la vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gesù bambino, abbi pietà di noi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Dimmi se tu io visto. Oggi, Natale del Signore, non è un anniversario da ricordare quello di oggi, ma qualcosa di grande da accogliere nella nostra vita con gioia. Colui che sta all'origine di ogni cosa, colui che chiamiamo il Verbo e si è fatto uomo per noi, uno di noi, per narrarci il volto del Padre di tutti. Ormai c'è una nuova ed eterna alleanza fra cielo e terra per ogni uomo e ogni donna di questa nostra umanità. Accogliamo il celebrante cantando "Venite fedeli". Venite fedeli, l'angelo ci invita. Nasce per noi
buongiorno e buon Natale a tutti quanti e alle vostre famiglie. Do lettura del calendario che precede la venuta del Cristo, perché noi siamo qui 2022 anni dopo la sua nascita, ma quella nascita era stata annunciata da lungo tempo. Ecco allora questa lettura che è l'annuncio del Natale, chiamata Calenda. Trascorsi molti secoli dalla creazione del mondo, quando in principio Dio creò il cielo e la terra e plasmò l'uomo a sua immagine. E molti secoli da quando, dopo il diluvio, l'Altissimo aveva fatto risplendere tra le nubi l'arcobaleno, segno di alleanza e di pace. 21 secoli dopo che Abramo, nostro padre nella fede, migrò dalla terra di Ur in Caldea. 13 secoli dopo l'uscita del popolo di Israele dall'Egitto sotto la guida di Mosè. Circa 1000 anni dopo l'unzione regale di Davide. Nel 65esima settimana, secondo il profeta la profezia di Daniele, all'epoca del 194 delle Olimpiadi, nell'anno 752 dalla fondazione di Roma, nel 42esimo anno dell'impero di Cesare Ottaviano Augusto, mentre su tutta la terra regnava la pace, Gesù Cristo, Dio eterno, Figlio dell'Eterno Padre, volendo santificare il mondo con la sua piissima venuta, arriva il tuo Salvatore. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Li chiameranno popolo santo, redenti del Signore, e tu sarai chiamata ricercata, città non abbandonata. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Oggi la luce risplende su di noi. Oggi la luce risplende su di noi. Il Signore regna. Esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Annunciano i cieli la sua giustizia e tutti i popoli vedano la sua gloria. Oggi la luce risplende su di noi. Una luce è spuntata per il giusto, una gioia per i retti di cuore. Gioite, giusti, nel Signore. Della sua santità celebrate il ricordo. Oggi la luce risplende su di noi. Dio ha parlato, Dio ci parla. Di più, è entrato nel nostro mondo per togliere la cattiveria. Ascoltiamo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo a Tito. Figlio mio, quando apparvero la bontà di Dio, Salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini, egli ci ha salvati, non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia,
con l'acqua che rigenera e rinnova nello Spirito Santo, che Dio ha effuso su di noi in abbondanza, per mezzo di Gesù Cristo, Salvatore nostro, affinché, giustificati per la sua grazia, diventassimo nella speranza eredi della vita eterna. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Gloria a Dio nei più alti dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. Appena gli angeli si furono allontanati da loro verso il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro: andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ripeto l'augurio di buon Natale a tutti. Ecco, la parola di Dio che abbiamo appena ascoltato, 3 brevi brani tolti dall'Antico, dal Nuovo Testamento e dal Vangelo, ma c'è anche una preghiera che abbiamo detto con il ritornello: oggi la luce risplende su di noi, oggi su di noi. Quindi la parola di Dio è luce ai nostri passi. Quindi la parola di Dio detta 2000 anni fa è per noi oggi una realtà. Oggi siamo noi chiamati ad accogliere questa luce che illumina il cammino, cioè la parola di Dio ci indica la strada. Io sono la via, la verità e la vita. Ecco, oggi non è la luce di un missile, ecco perché ormai siamo abituati, quella luce ecco, che vediamo noi oggi, ecco, per televisione sono quei missili che partono e che distruggono e portano morte, ma la luce che viene dal cielo, la luce portata da Gesù, ecco, è contro questo stile di violenza, questo stile macabro di illuminare qualche parte del mondo. Noi pensiamo all'Ucraina, ma ci sono tante altre guerre, tante altre ingiustizie, quindi l'uomo ancora preferisce camminare nelle tenebre. E nelle tenebre si fa
va incontro a tanti dispiaceri, tante sofferenze, tanti dolori, ma la parola di Dio ci viene sempre incontro per salvarsi, per liberarsi dal male. È una parola che non viene imposta. La luce del sole illumina tutti, buoni e cattivi, e la luce della parola di Dio entra nel cuore di tutti, buoni e cattivi. Ma chi la accoglie, ecco che cambia la sua esistenza e da sfruttare gli altri, sfruttare la natura, sfruttare, ecco, ha proprio solo vantaggio anche l'intelligenza che ha avuto, la salute, le forze, tutto quanto, ecco, pensa a far contenti gli altri. Da questo riconosceranno che mi avete accolto, se vi amate. Ecco il messaggio che ci viene continuamente ad ogni Eucaristia.